A me piace fare la gondola perché vedi che da 4 tavole messe lì costruisci una cosa che è invidiata da tutto il mondo, anche perché è un simbolo dell'Italia, non solo di Venezia. Vai sull'Himalaya, conoscono la gondola. È una sfida con te stesso, perché cerchi di farla sempre più perfetta. Ogni barca ci metti l'anima, il corpo, ci metti tutto, per cercare di farla più bella, più vicino a quello che desidera il proprietario. Pialle deve essere leggera perché si adopera con una mano solo, deve essere, come si dice, professionale, cioè la macchina deve durare nel tempo, non può durare un mese e poi buttarla via. Per quello cerco di avere delle macchine portatili di alto livello. Allora, il pialetto che mi avete fatto usare lo trovo molto pratico perché è leggero ed è un vantaggio per uno che lavora per ore con mezzo. E poi ho osservato, è molto silenziosa. Però le macchine, quelle portatili elettriche, è un ottimo passo avanti perché sì, è un lavoro antico, tradizionale, però questo non vuol dire che uno si deve fermare sugli allori, deve sempre cercare di progredire e perfezionarsi.